Buonasera da parte di Federico Serio, siamo tornati al Pala Don Bosco per la partita di penultima giornata di Serie C1 Girone A che vedrà affrontarsi 3M contro Città di Leonforte per l'ultima giornata che può dare e può scrivere un pezzo importante di storia di questo campionato. 3M che cercano i punti per non far andare in Serie B subito il Palermo. Adesso vuole riconquistare punti importanti, vuole vincere questa partita contro il Leonforte che però è in piena ripresa, è settimo, non vuole mollare questa spinta che ha. Ci si prospetta una partita molto divertente. Vediamo entrambe le squadre che sono già schierate per il consueto saluto. Allora noi nel frattempo andiamo subito a una rapida lettura delle formazioni, partendo ovviamente dalla squadra di casa che si schierano con Perdichizzi in porta, Di Ruso affaticato, Calvaruso, Palazzotto, Pellitteri, Cottone, Nicolosi, Runfolo, Accetta, Ricotta e Lucchese. Rispondono i giocatori oggi in maglia bianca del Città di Leonforte con Ipsale in porta. Vediamo da Alessandro, Ipsale Luca, Ilardo, Ipsale Raffaele, Russo, Ipsale Paolo, Miceli, Piazza, Facciano e poi abbiamo Miceli Antonio. Si prospetta una partita molto bella, come avevo detto in precedenza. È anche importante per il 3M vincere questa partita per non far scappare il Palermo, per non farlo andare in Serie B. Oggi è una partita fondamentale perché se oggi non dovesse vincere 3M, ma il Palermo dovrebbe, se il Palermo vince ad Agrigento contro l'Agragas, il Palermo vola in Serie B. Ed è per questo allora che 3M lottano e vogliono conquistare questi 3 punti ancora per tenere ancora in galla il campionato e lottare ancora fino a lì. Le due squadre, come potete vedere, si schierano a cerchio, sono pronte per darsi battaglia in questa partita fondamentale. Saranno 40 minuti di puro divertimento. Aspettiamo solamente iscritto da parte del direttore di gara. Potete vedere dall'altra parte c'è anche il timer, sono 20 minuti di tempo effettivo come tutti ormai conoscete, sia da un tempo sia dall'altro. Ogni volta che la palla esce si stoppa il gioco. Non vediamo l'ora di divertirci e di far divertire anche coloro che sono a casa. Siamo pronti al fischio di inizio, dopodiché si partirà e si inizierà questa partita con il possesso palla bianco del Città di Leonforte. Sono sul punto di battuta Ipsale Paolo e Ipsale Luca. Sono pronti a giocare con questo quartetto, il solito quartetto che ho commentato anche una volta quando siamo andati a giocare al campo del Merlo. Adesso si parte con il subito possesso bianco, poi la lungolinea, adesso a cercare Ipsale che vuole duellare, va dall'altra parte, adesso a cercare Ilardo che torna ancora da Ipsale, di controllo del 20, vuole puntare, la palla si gira centralmente, ancora palla dal 10, dal capitano che gira tutto, lo fa bene per andare da Alessandro che poi gira tutto, questa palla per lungolinea, esce, qui si cura il numero 2 che è Birruso, fa sua. Palla girata larga, Calvaruso trova bene il compagno che sterza, poi vince anche il contrasto, si tratta di Cottone che poi torna ancora da Calvaruso, ancora Cottone si è staccato, vuole puntare il 10, allora questa palla per andare dalle proprie compagno di Nicolosi che vuole puntare, la 17 gira largo, bella questa idea, lì c'è faticato che gira ancora largo, palla dentro, bella imbucata, può calciare anche in porta, poi sterza, vuole andare dietro, lo fa bene, passa dalle parti di Calvaruso che calcia in porta, Murato, palla si impenna ancora a pedale il numero 7. Va ancora Calvaruso, lascia palla a Cottone che la gira tutto dalle parti di Nicolosi. Scusa, non di Nicolosi ma di Ricotta, scusatemi. Palla dentro, adesso palla dentro a cercare Calvaruso che trova ancora Cottone che vince il contrasto. La palla si impenna lateralmente, c'è il possesso per Faticato che scambia e duetta. Ancora il numero 6, la palla è uscita, sarà rimessa verde. Ricotta vuole i compagni a servire, trova l'imbucata per adesso per Ricotta, era stato Cottone a servirlo, palla già larga adesso con il Cottone di Calvaruso che però si fa scappare il pallone e regala rimessa a Leonforte.
Ilardo, battuto da Alessandro che gira per Ipsale. Sale il numero 20 palla a piede, gira ancora dal numero 9. Alessandro va a cercare Ilardo, il controllone è buono, la palla è uscita e campo è finito. Castramente rimessa verde, battuta subito. Sale palla al piede qui affaticato, gira tutto per Cottone, il 10 vuole mandare ancora lungolina Ilardo che calcia e porta a incrociare. Primo tiro in porta dei 3M che vogliono affrontare bene questa partita con l'atteggiamento corretto. Subito tiro in porta del 6, palla che esce fuori di poco. Ilardo gira tutto per Ipsale, il controllo del 20, alza la testa e vuole puntare, lotta con Ricotta, lo dribbla e Ipsale, gira tutto ancora per Ipsale, Luca che alza la testa e gira ancora da Ipsale dal 20, alza la testa, punta, sterza, vuole le giocate e poi la cattura da Alessandro che duetta ancora con lui, poi c'è fallo, si a terra, sarà calcio punizione. Alessandro va adesso dall'altra parte a cercare Ilardo che vuole puntare 1 contro 1, poi torna da proprio numero 9 che gira tutto per Ipsale, il controllo, vuole puntare, doppia la serie di finte, poi torna ancora da Alessandro. Ipsale chiamata la palla, poi la palla va dentro a cercare Ilardo che calcia in porta di prima. C'è un bel intervento da parte di Pierruso che si ristende, la fa sempre da sicura e poi ricomincia a giocare questa palla lateralmente dalle parti di Calvaruso che va ancora a cercare il proprio compagno affaticato che gira tutto per il 10. Cottone del capitano, passa ancora da affaticato, adesso ancora Ricotta, alza la testa, punta, gira tutto per Calvaruso, stessa e 7 presso 2 o 3 uomini, deve andare ancora del proprio difensore che gira tutto adesso per Pierruso che va a lancio lungo a cercare bello l'inserimento dello stacco di testa, palla però troppo complicata, questo è affaticato, allora se è più che un tiro in porta un passaggio per l'inserimento di qualcuno, però questo inserimento non c'è stato e sarà sempre rimessa dal fondo per Città di Leonforte. Ipsale sale palla al piede con la suola, porta la palla avanti, poi gira largo e passa dalle partite Alessandro, gira tutta la palla per Ilardo, panchine comunque lunghissime oggi per entrambe le squadre. Adesso Ipsale vuole sparare il pallone sporcato, poi lì esce per assicurare il portiere e torna da Ipsale. Da Alessandro, Ilardo lascia lì la palla al 10 che torna dal 9, cambia per il 20, ancora Ipsale pressato qui, poi ruba la palla, poi calcia in porta, la palla è murata, Ipsale deve proteggerla, pressato qui bene da Calvaruso che lo fa sbagliare e prende pure una bella rimessa. Sono già passati 4 minuti di gioco, partita molto frizzantina, molto divertente. 3M che hanno approcciato bene la partita, poi non si sente trovare i gol in questi primi minuti. Affaticato, gira tutto per Cottone, va dentro a cercare Calvaruso che calcia in porta, la palla va fuori di un niente, se l'era costruita benissimo però qui il set con la giocata di Suola che ha portato la palla sul sedile preferito, ha incrociato forte, la palla è uscita di un niente. Ipsale, Alessandro, ancora Ilardo, passa dalle partite del proprio numero 20, c'è il taglio longolina di Alessandro, si passa da Ipsale, Luca dal capitano che lascia la palla Ilardo, si alza la testa, vuole puntare però liscia, questa palla stava pure per cadere, adesso palla per Ricotta che l'ha giocata al rimorchio per affaticato che alza la palla e la manda fuori. Alessandro, Ipsale scarica ancora dal 9 che gira bene prima del suo Ilardo, sbaglia però l'aggancio, poi c'è il recupero di Pierruso che procede su questo pallone, giocarlo corto ancora per Ricotta, vuole lungolina, cerca per cercare affaticato, la sterzata del 6, torna ancora dal 10 del capitano, cerchiamo movimenti dei suoi, c'è lungolina da servire del Calvaruso, il controllo di Suola, poi torna ancora dal capitano, ancora palla al piede, si passa ancora dal Calvaruso che gira tutto per affaticato, ancora dal 7, possesso palla, vuole puntare 1 contro 1 contro Ipsale, Calvaruso sterza, torna ancora delle partite affaticato, il controllo del 6 gioca dentro ancora su Calvaruso, cerca a sparare la porta, lascia la palla e c'è il tiro in porta affaticato, se la step si è rimessa tra le 3. Crozza dall'altra parte, cercare Calvaruso, il controllo del 7, vuole puntare Ilardo, gioca dentro per cercare Ricotta, vuole lo scambio con Calvaruso, recuperato la palla da Ipsale, che poi in mezzo a 3 fuochi non riesce a giocare, il pallone subito recuperato dalla parte di Ricotta, dalla parte di
Cottone che alza la testa, va al 10, che io chiamo movimento dei suoi, gira dalla partita affaticato, ancora dall'altra parte a cercare Calvaruso che sposta sulla destra, vuole puntare il 7, chiama movimento dei suoi, gira dalla parte di Ricotta e pure la punta adesso Ricotta, vuole giocare questo pallone, gioca ancora dalle parti di Calvaruso, surplus contro D'Alessandro, vuole puntare, sposta la palla sul mancino, passa, cross in mezzo, la palla rimane là, poi c'è la parata e subito giocata la palla sui piedi di D'Alessandro. Il tale sbaglia l'aggancio, ce l'ha sempre, ci rimette 3M. Cottone va dentro a cercare, affaticato, sbaglia però l'aggancio, palla recuperata da Ilardo che calcia in porta, che la parata facile di Viruso che si distende sulla sua destra, la blocca e poi subito delle parti di Cottone del capitano, con la finta di suola vuole giocare questa palla, poi trova dentro bene Ricotta, il controllo non passa però su Ipsale, la palla finisce per affaticato che fa subito delle parti di Calvaruso, punta il 7, non passa però Ilardo, mette fisico davanti, poi 8 si rifugia da D'Alessandro, c'è fallo però come da Ricotta e sarà calcio in posizione in zona difensiva per il CT di Lonforte. Sale Ipsale, gira tutto dalle parti di Ilardo, ancora Ipsale, gira questa palla, passa dal 20, punta, poi gira ancora largo, c'è l'anticipo dentro di Ricotta, poi ancora lotta Ricotta, vuole sterzare, la palla è già larga per Cottone, torna indietro e lo fa bene, adesso Calvaruso col possesso palla, poi cerca ancora il capitano che può inventare, vuole puntare 1 contro 1, lotta, calcio in mezzo, rimorchio, la palla è buona, il tiro in porta e c'è la grandissima parata da parte del portiere avversario che si è disteso sulla sua sinistra e ha fatto un miracolo. In porta affaticato, prende in pieno tra Ipsale sul petto, pallonata forte. Allora, ovviamente restituita ai 3M, gesto di free play. Viruso va al lancio profondo e regala, parla poi a sua volta a Ipsale che può rimetterla ancora il gioco per i 20 che gioca centralmente, c'è l'inserimento del entrato, poi la palla ancora dentro, la larga, Ilardo di punta, c'è la parata, la palla ancora rimane là, lotta Ricotta, lotta incapaticato che il duello in quella zona di campo, Ilardo raccoglie il pallone e gioca dalle parti di Ipsale che lascia la palla lì ancora da Ilardo che vuole inventare. Ancora Ipsale, gioco è passata al numero 5, lascia la palla a Ilardo, il controllo con la sola però non vince il duello con Calvaruso, poi ruba il pallone, Ilardo pensa una pezza e sono dalle parti di Ipsale che invita i suoi a salire, va lascia la palla a cercare Ilardo, chiamata la palla da Viruso, la mette lateralmente e la finisce fuori, sta rimessa laterale, città di Lonforte. Ilardo, quindi Ipsale passa dal 20, scusatemi, adesso poi c'è il vero, la parte faticata con una bella giocata difensiva, palla raccolta da Viruso, che alza la testa e vuole mandare avanti i suoi, poi gioca lì sul faticato che va adesso il numero 6, gira subito largo il pallone, Cottone vuole movimenti dei suoi, c'è largo Ricotta, non servito, faticato adesso passa da Ricotta, il controllo suo, vuole puntare, la palla stava per uscire ma la tiene ancora in campo, ancora Ricotta si appoggia al 10 che è venuto a giocare accanto a lui. Ancora Ricotta, c'è Calvaruso che si fa avanti, Ricotta con la sola fa scoprire e poi la fa riapparire sui piedi del 7 che gira tutto ancora per affaticato, ancora Calvaruso ma gli continua e sopra la profonda c'è Ricotta che si è staccato, viene a giocare dentro, entra in campo, poi gli lascia la palla a 7 che vuole ancora la bucata in mezzo, non passa, al pallone ubica ai suoi piedi, c'è il pressing forte adesso, deve uscire lì la palla, c'è il pressing forte di Michele appena entrato, affaticato Cottone con la sola porta la palla avanti e poi gira tutto per Calvaruso che da solo può giocare tranquillamente.
Affaticato, va dentro a cercare Cottone, la palla è murata, palla c'è ancora per Calvaruso che deve puntare Miceli. Calvaruso contro Miceli, 1 contro 1, Calvaruso non punta, poi va a vedere partiti. Affaticato che gioca in mezzo, questa palla a tagliare, la recuperata ancora dal 6, lascia palla, poi c'è la giocata in mezzo, si era staccato bene lateralmente, palla però subito recuperata, palla subito a cercare Ipsale che va dall'altra parte a cercare Miceli, palla profonda, deve uscire Virruso, deve farla sua, poi la fa rimbalzare, fa una bella giocata e torna rimessa laterale. Affaticato, va delle partite di Runfolo, il controllo del 19 appena entrato, vuole puntare, alza testa, poi va dall'altra parte a cercare ancora il numero 6, poi pensa anche a tiro in porta, poi va da Runfolo che calcia in porta, primo tiro dopo 30 secondi appena entrato, quella però va fuori. Futsale, pressato lì da Calvaruso che ha per un attimo di stacco il pallone, sarà solo rimessa verde. Cottone alza la testa, vai il numero 10, gioca centralmente per Calvaruso, vuole lasciare la palla là, poi c'è recupero di palla e va palla a piede, poi c'è Cottone che recupera il pallone, Calvaruso vuole liberarlo, poi rimane là, poi calcia in porta, c'è la palla di Sale e ancora Cottone non riesce a recuperare il pallone, sarà ancora rimessa verde che i 3 adesso vogliono andare forte, vogliono trovare questo gol, sono passati 10 minuti all'inizio della partita, siamo a metà primo tempo. Calvaruso cerca affaticato, scambia ancora con Runfolo anticipato, sarà ancora rimessa verde. Cottone torna indietro, lo fa per andare da Virruso, il controllo del numero 2, può anche calciare in porta, Virruso ci pensa, poi rega tutto per Cottone che la mette in mezzo sul secondo palo, se l'è divorato Calvaruso sotto porta, si dispera Cottone, Calvaruso aveva il gol dell'1-0 sotto porta e l'ha mandata fuori inspiegabilmente. Miceli la battuta, voleva rimettere i suoi, viene incontro Ipsali, il controllo del numero 5, pressato, poi sbaglia il passaggio, Calvaruso vuole farsi perdonare, recupera il pallone, vuole girarsi Calvaruso, non passa su Ipsali che lo può per bene e poi va dalle partite di Cottone che scivola e fa la palla da affaticato, Runfolo con la sua la perde, poi sotto di Miceli che può mandare in contropiede Ipsale, esce Virruso tranquillo, con la sua la protegge il pallone, poi deve uscire da là, poi la manda in rimessa laterale, fa salire il cittadino Leonforte che si affaccia dopo qualche minuto nella zona avversaria. Sale, passa dal 20, terza lo fa bene, punta, poi passa, poi c'è la giocata, la palla è recuperata, poi la palla il campo è finito, sarà semplice rimessa laterale. Virruso va dentro questa palla, cerca Cottone per la palla è uscita, sarà ancora rimessa bianca, tanti errori in fase di impostazione. Calvaruso va avanti con la sola, poi trova bene qui Runfolo che gira ancora largo, va delle partite di Cottone, piazza destra, poi va dall'altra parte ancora a cercare l'inserimento di Calvaruso, palla però presa lì da Palazzotto che va da Runfolo, giocatore 19, vuole pensare al tiro in porta, passa ancora dal 10 che dribbla, poi va ancora da Runfolo che mette questa palla di prima, palla sporcata, sarà ancora semplice rimessa laterale. Virruso può anche calciare in porta, lì ci pensa Virruso, lo fa in porta e stappa la
partita Virruso con un grandissimo gol, una fucilata da metà campo, nulla da fare per Ipsale e 1-0 Trem, ha segnato il portiere, ha segnato Virruso, gol dell'1-0. Tutto da rifare per il Cittadino Leonforte che aveva retto fino a questo momento, ma c'è avuta una giocata individuale da parte di Virruso che ha preso palla, ha scaricato questo tiro in porta fortissimo da metà campo, niente da fare per Ipsale, tiro angolato e 1-0 partita stappata quando siamo ormai al 12°. Recupera palla, qui parte palla a piede, vuole puntare adesso Lucchese, poi volata all'ultimo, sarà sicuramente fallo in attacco. Miceli alza la testa, va delle partite di Ipsale che gira ancora dal 20. Ipsale vuole puntare, Formancino oggi lascia la palla al 5 che di punta calcia in porta, fuori. Accetta, adesso va a largo, cercare il Rumpolo, cambio di interpreti. Ancora palla larga a cercare Palazzotto che fa da Rumpolo con la giocata di prima, non passa, palla Miceli che non riesce a recuperare, l'ha recuperata qui Lucchese, vuole puntare il 28, sterza e va ancora a cercare il compagno che con la sola non passa all'ultimo, deve chiusere Ipsale, Palazzotto voleva la plagiata di suola, poi Ipsale l'ha chiuso bene e sarà semplice rimessa laterale, chiamato lo schema, adesso è rimessa. Palla dentro, ancora a cercare Virruso che da solo può controllare, si appoggia adesso delle partite, accetta il controllo del numero 22, va a largo adesso a cercare Lucchese che va ancora da Palazzotto, ancora Lucchese, Palazzotto, pressing forti, adesso accetta, vuole 1-2, passa, adesso Lucchese scambia ancora con Cetta che ha potuto giocare dentro, non vince poi adesso con Ipsale che il terzo lo fa bene, va ancora il 5, protegge la palla e torna delle partite Alessandro che calcia in porta, lontanissimo. Palazzotto trova, accetta, sale il numero 22, gira largo da Lucchese che ha tempo e spazio per salire palla al piede, poi va ancora a cercare Palazzotto, ancora accetta palla al piede, c'è il Rumpolo, vuole essere servito, troppo nascosto, anticipato però da Miceli che passa dalle parti di Ipsale, che gira adesso a cercare Piazza che allarga questa palla, a cercare ancora Ipsale, a cercare ancora Miceli che a destra gioca ancora dal numero 5, c'è largo da Alessandro, servito lui, vuole servire questa palla ancora da Ipsale che può anche pensare al tiro, poi la controlla, vuole movimenti dei suoi, ad Alessandro, Miceli, 1 contro accetta, Miceli sposta la palla, c'è un intervento bellissimo di accetta che lo chiude, rimessa laterale. Ipsale va della partita Alessandro, ancora il numero 5, calcia in porta, Virruso sicuro. Lucchese, Palazzotto, gioca a basso, a cercare con la cerca di fino, palla sbagliata e sta rimessa regalata. Piazza, trova Ipsale, vuole puntare contro il Rumpolo, palla ancora accettare alla 27. Piazza resta la porta di sola, poi allarga tutto e trova solamente qui dentro da Alessandro che aggancia ancora per andare da Ipsale, il controllo poi passa dalle parti di Miceli che non può passare, Murato sarà ancora rimessa laterale quando mancano 5:30 alla fine del primo tempo. Alessandro duetta, non passa la giocata, Palazzolo la prende lui, adesso alza la testa, poi lasciano la palla da Lucchese che gira tutto per accetta. Rumpolo viene a giocare e legare il gioco, ancora accetta Lucchese, palla sotto scuola di prima per cercare Lucchese, poi la mata subito da Ipsale, va dentro a cercare Piazza, poi la mura da Rumpolo deve proteggere, vuole partire i suoi, non fa bene con questo fallo, passare i suoi a metà campo.
Lucchese trova Palazzotto, controllo del numero 8, già appoggia ancora dal 28. 28 va dall'8 che gira tutto, c'è Accetta che vuole mandare in profondità, palla per lui, buona la palla per Accetta che sterza, Munche Calcieri in porta, la porta con la sola fuori delle parti di Palazzotto che si appoggia dalle parti di Rumpolo. Adesso passa Accetta che ha tempo e spazio, gira da 19 che può accentrarsi per calciare e poi allarga tutto ancora da Lucchese. Ancora palla sbagliata per recuperare Ipsale, c'è possibile contropiede, è mandato avanti lì Ipsale, può calciare in porta, sterza, lo fa adesso, Murato all'ultimo da Palazzotto, però è semplice rimessa laterale. Era entrato Ricotta a prendere la posizione da pivot adesso. Deve andare a steppare la palla esce, sarà ancora rimessa Trem. Accetta. Passa dalle partite di Ricotta, il controllo del numero 27. C'è Lucchese che fa muro, adesso Ricotta va in mezzo a cercare ancora Palazzotto e dall'altra parte da servire Lucchese, servito il 28, sale il pressing del Città di Leonforte, lì c'è Ilardo appena rientrato che vuole puntare, c'è anche Sale che vuole puntare a Cetta, terza del numero 22, Bolla manda avanti questa palla, poi la prende male e sarà sempre messa a piano. Ipsale va ad Alessandro, gioca dentro per Ipsale che lascia questa palla, poi vuole puntare, lì c'è Accetta che si para davanti, lo mura e sarà semplice ancora rimessa da un forte. Da Alessandro, Ilardo, questo primo quartetto che ha iniziato la partita per il Leonforte. Ilardo, ancora Ipsale, trova dall'altra parte il Penti che deve proteggere la palla sul salto di Ricotta che lo strappa con fallo, secondo il direttore di gara, si lamenta Ricotta per questo niente del direttore di gara, ma sarà solamente semplice calcio di pensionamento a campo. Ipsale alza testa e vuole puntare a Cetta, sposta la palla, finta di corpo arrivata da Alessandro che calcia e porta la palla in murata, Ricotta la protegge con la sola, poi vuole andare avanti, vuole tecnica non passa, la palla con Ipsale che lascia palla da Alessandro Murato, possibile contropiede, è 2 contro 0, è 2 contro 0, c'è da servire a Cetta, servito, Cetta attraversa, la palla rimane là e si è divorato un gol, è facile, pure Ricotta, ma l'errore quello fondamentale è quello di Accetta che a porta vuota la manda sulla traversa, poi ci vuole un gran salvataggio della difesa del Leonforte per salvare 2-0, ma Accetta si è divorato un gol già fatto. Tiro in porta resta parte di Palazzolo che lamenta una deviazione e così starà a calcio d'angolo. Lucchese l'appoggia da Ricotta, la sposta per i 27, gioca ancora dentro per palla quadrata da Alessandro, ma sarà ancora rimessa verde. Palazzotto va ancora dentro, cerca Ricotta, scambiano i due, palla presa, l'ultimo da Ipsale che gira dalle 10, Maiardi in Conte Perez, vuole autolanciare, è veloce ma lì c'è Lucchese che gira tutto da Virruso che dribbla, poi manda avanti questa palla di rimessa laterale per levare guai, ma occasionissima sprecata per il raddoppio dei 3M con la traversa colpita a porta vuota senza portiere addirittura da parte di Accetta, che adesso giocano questi minuti finali del primo tempo con il portiere volante, non so il termine tecnico, ma non c'è portiere, sono 35 giocatori in movimento. Ipsale va ad Alessandro, il controllo suo poi un po' difettoso, gioca ancora dal 10 al capitano che va ancora dal 9 che buca dentro, la palla girata larga, può andare la palla sporcata eppure subito rientra in porta, adesso Ipsale ma c'è il time out chiamato da parte dei 3M. Si riparte con il possesso palla 3M con Virruso che ha il pallone tra le mani. Mancano 2:15 alla fine del primo tempo e ancora 1-0 3M.
Virruso gira largo per Affaticato appena rientrato, si vuole sterzare, lì protegge la palla sull'assalto di Ipsale, si fa il suo rimorchio Palazzotto che manda questa palla avanti, della parte di Ipsale che allontana come può direttamente alta, sarà ancora rimessa. Calvaruso, problema appena rientrato, va da Palazzotto, cambiano il 7 e l'8. Ancora Calvaruso, torna dalle parti di Virruso. La palla è dentro di uno schema per cercare Affaticato, presta la palla di Spalletta da parte di Ipsale e sarà semplice rimessa tra quando il tempo è sempre meno. Calvaruso lascia lì la palla, poi c'è sul secondo palo, palla recuperata da Alessandro. Lì c'è Ipsale, può puntare, è un 3 contro 3. Ipsale allega la palla per il 10, ancora poi Ipsale la protegge, poi lotta per Ivanelli, calcia Ipsale, Murato all'ultimo, sarà solo calcio d'angolo. Alessandro, c'è lo schema tentato, c'è il colpo di palla, Calvaruso parte per la piede in contropiede, ma Calvaruso c'è la squadra però di Lardo che lo chiude prima di far nascere l'azione. C'è un bel intervento, sarà ancora rimessa laterale. Faticato, va a largo a cercare Palazzotto, tira a destra, poi va avanti, ancora il numero 8, ma da Faticato che calcia in porta di prima, altissimo. Ipsale, c'è il pressing tentato, palla subito recuperata, Calvaruso vuole tirare in porta, lascia palla Affaticato che lo fa lui, stesso risultato di prima, palla altissima, palla subito recuperata, palla sotto di petto, appoggia da Calvaruso, fa correre l'8, se la sterza con la sola, poi va a largo a cercare Affaticato, può calciare in porta, con un po' difettoso, poi ancora per l'8 che lascia Calvaruso che lo fa adesso, prende in piedi Lardo, sarà ancora rimessa tra. Ricotta, punta da Alessandro, sterza, va largo a cercare Palazzotto, anche cacciare in porta, lo fa, fuori. Palazzotto va subito largo a cercare Affaticato, Voile numero 6, c'è l'inserimento ancora centrale, però palla gira ancora dall'8 che va da Calvaruso che porta a giocare incontro, Calvaruso sposta la palla, calcia, per esempio in piedi Lardo, ancora Calvaruso lotta, la fa sua con la garra, Calvaruso palla con Affaticato, la mette in mezzo, palla da Ipsale, ancora Affaticato, prende in piedi Lardo, la palla che rimane lì, si torna per le parti di Palazzotto che gira da Virruso che può tenere questa palla in questi 15 secondi. Recupera palla qui Ricotta, errore può essere fatale, Ricotta vuole puntare, ma provato da Alessandro, poi arriva pure Lardo, sono ancora rimesse verde quando mancano 5 secondi, ultima azione offensiva. Affaticato, va dentro direttamente dall'altra parte, palla fuori. Lardo calcia in porta, altissimo. È fine primo tempo tra 3M e Città di Leonforte, è 1-0 al termine del primo tempo per i 3M, ha segnato il portiere, ha segnato Virruso da metà campo con una grande botta. Noi torniamo tra poco per il secondo tempo, che è stato il primo tempo molto divertente. Adesso io vi lascio ovviamente alla nostra clip intervallo. Noi ci sentiamo tra pochi minuti.
all'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore. Grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. E da quando ho preso questa squadra, che tutti mi prendevano per pazzo, perché mi davano per spacciato, di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte, sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana e se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e la si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'Oratorio Marineo Bister Bernardo, i suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2 o 3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo avuto un'altra nel primo tempo, altre 2 lì le abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. E adesso per l'Oratorio Marineo 2 partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. Le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima, che è Castellammare, e poi avremo l'ultima col Castellammare. L'espulsione che è venuta da una protesta giustissima, perché diciamo c'è un fallo netto sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, va bene così, ci prendiamo la prestazione che oggi è stata di una grandissima squadra, matura sotto tutti i punti di vista, una squadra che veramente mi ha fatto divertire, posso dire che ha messo sotto la prima della classe, la squadra che ha vinto il campionato, e sono orgoglioso di questo. I ragazzi hanno dato tutto, merito all'Atletic che ha vinto la partita, perché sapevamo che come ci potevano punire, l'azione è venuta da un fallo laterale, quindi il rammarico è questo, perché sapevamo come dovevamo giocare e onestamente i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però ripeto, onore ai vincitori. Ci siamo divertiti parecchio, abbiamo lavorato tanto e adesso ci sono le ultime 2 partite e poi si chiuderanno i giochi per quest'anno. Con lo spirito con la quale abbiamo affrontato oggi la partita contro l'Atletic, con lo spirito di onorare questo campionato, perché è giusto così, e niente, quindi adesso testa a Castelbuono. Andiamo ad affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla lotta ai playout, è un avversario che gioca benissimo, un grande allenatore, è una squadra che gioca bene e prepareremo nel migliore dei modi anche questa partita, cercando appunto di andare a fare la nostra.
Siamo pronti per partire per questo secondo tempo. Il break e il fine primo tempo che ha dato nuove forze, nuova rinfa per entrambe le squadre. Entrambi sono stati vicinissimi più volte al gol di 2-0. Ricordiamo la traversa di Recetta presa a porta vuota. Dopo un mezzo della porta si è giocato il gol 2-0. Anche il città di Lonforte si faceva diverse volte dalla parte di Russo, ma con tiri abbastanza leggibili per il numero 2, che non è mai stato in difficoltà seriamente nel corso del primo tempo. E adesso vedremo come cambierà nel corso del secondo tempo la partita, che rimangono sempre 20 minuti che potranno portare i Tremme ancora a dare un senso a questo fine campionato. Siamo pronti per partire, aspettiamo solamente il fischio inizio da parte del direttore di gara, dopodiché ci restano 20 minuti di gioco e si parte adesso dal punteggio di 1-0 scaduto nel corso del primo tempo per i Tremme, col gol di Virruso. Palla larga, il cercare affaticato, si è staccato qui Calvaruso, gira largo subito per Ricotta. Ecco qui il primo quartetto che è iniziato il primo tempo, i primi 15 minuti abbondanti di partita, anzi 10 minuti abbondanti di partita. Cottone vuole dentro giocare affaticato, ancora il capitano vuole sterzare, vuole accompagnare avanti, gioca ancora dalle numero 6 che passa dalle parti di Ricotta, porta avanti la palla, vuole sterzare, non c'è nessuno in mezzo, pare che che la gira per Alessandra per Ilardo che parte a pallare, poi calcia e porta Ilardo, il primo squillo è del città di Leonforte con il suo numero 11 che si porta la palla avanti con la sola dribbla un avversario, poi con la punta spiazza anche Virruso, ma palla va fuori in soffio. Cottone trova Calvaruso, il controllo del 7 passa ancora dal capitano, dal numero 10 di questa squadra, prova ancora a cercare Calvaruso, terzo, fa bene, calcia in porta, prende in pieno Ipsale che si salva, Ilardo allora si autolancia, deve lottare con Viruso che fa scorrere il pallone, sempre saggio, sempre tranquillo il numero 2, fa una bella giocata difensiva, fa scorrere la palla fuori. Cottone va ancora a cercare Calvaruso, il controllo del 7 passa ancora al DC, si è allargato e Ricotta per ricevere il pallone, così passa ancora in mezzo ancora dal 7 che scambia col capitano, va ancora Cottone, palla al piede, alza la testa, vuole puntare, poi rega tutto per affaticato, la palla è regalata e Ipsale che può partire in contropiede, va lui, poi perde il contatto col pallone, palla subito recuperata da Ricotta, va il 27, perde però la palla e c'è il contropiede, ci dà un forte, poi si porta la palla fuori, qua Russo e sarà semplice rimessa. Stacca qui Ricotta, va a cercare Calvaruso che calcia in porta, murato da Russo ed è solo calcio d'angolo, chiamato lo schema, affaticato, poi Calvaruso litiga col pallone e sarà solo rimessa. Ipsale va lui con il controllo sul pallone, a cercare largo il numero 5 del Sale e può puntare palla al piede, poi va largo a cercare Russo, va ancora dalle 5, il controllo, calcia in porta, si deve salvare Viruso, poi calcia in porta Russo che la manda al lato a 1 metro dalla porta, errore colossale di Russo. Virruso va profondo, cerca Russo che la mette giù bene, deve tornare Ipsale per un grande intervento, va a cercare ancora il numero 20 che la protegge, poi si porta la palla fuori, sarà solo rimessa Tremme. Affaticato, torna dalle parti di Cottone, ma il numero 10 deve puntare, poi non accompagna a servire, quindi torna dalle parti di Virruso, ancora è affaticato, lungolinea, trova Calvaruso che entra dentro il campo, sterza, vuole accompagnare a servire, va da Ricotta, pressato Ipsale che gli strappa il pallone, va il numero 20, va Ipsale, palo pieno,
palla dentro, Fiel tira in porta, palla va fuori di un soffio, è uscito con uno spirito migliore, è riuscita di non forte in questo secondo tempo. Affaticato, va per la piede lui, gira dalle partite di Cotta, però siamo salvati qui 3 su questo polo colpito da Ipsale, poi c'è la giocata, poi da parte di Ricotta che fa una ruleta magica al limite dell'aria, ci sarà calcio di quiz. In 3 sul punto di battuta, affaticato, Calvaruso al Cottone. Vedremo come batteranno questa calcio di posizione, si allontanano i due, lasciano la palla ad affaticato, vedremo come lo sfrutteranno questo calcio piazzato. Mette 2 in barriera Ipsale, con i larga pressione della porta. Va affaticato forte! Ci vuole un grande intervento di Ipsale con la mano aperta a mandare tutto in calcio d'angolo. Calvaruso lascia la palla affaticato, va dai partiti di Cottone che col controllo rientra in campo, ancora affaticato, per i compagni a servire, se c'è la palla del cittadino di Ipsale, deve girare con la sola, poi torna delle parti di Virruso, che va a largo, cerca il capitano, il controllo pressato lì da Ipsale che vuole strappare il pallone, deve girarsi e lasciare la palla per Calvaruso che torna, va ancora a cercare Ricotta, che punta in largo, ma ancora da Calvaruso che gira bene per affaticato, inserimento centrale di Cottone che lascia lì la palla, poi là ancora del 10, vuole puntare, sterza, ancora affaticato. Cacciari in porta, allarga tutto per cercare bene Ricotta che non possa però sul Russo, ancora faticato per la piede, va a cercare ancora Calvaruso, mette questa palla in mezzo murato, c'è solamente il Sale che la può controllare, ritmi altissimi. Ilardo va dentro, cerca il Russo, anticipato bene da Cottone per la palla raccolta da Calvaruso, carica tutto per Ricotta, scambia i due, ancora Calvaruso va dentro a cercare Cottone, una buonissima palla raccolta solamente all'ultimo. Calvaruso va da affaticato che va dalla parte di Cottone, è entrato Rumpolo a fare il pivot, adesso ancora Calvaruso che è staccato Rumpolo largo, può puntare con la suola, punta Ilardo, Rumpolo lascia la palla a Calvaruso, va Ele numero 7, sposta la palla, va ancora da Cottone, c'è largo affaticato a servire, Cottone adesso chiede calma, poi adesso va dal numero 6 che la controlla con la suola, poi provato da Russo che lo chiude e rimessa tra. Rumpolo la controlla, guarda avanti, gira largo per cercare il capitano che vuole puntare con Ipsale, poi non rischia la giocata, qui Cottone adesso la rischia, poi sterza bene in mezzo a due e passa dalle parti di Calvaruso che gira tutto per Rumpolo. Di prima questa bella palla per Rumpolo che la può proteggere col corpo, ancora Rumpolo si gira a servire Calvaruso che sbaglia la cancia, poi rimane là, poi la palla è murata e c'è contro 3 contro 2, Ipsale porta la palla, c'è Russo a servire, Ipsale col destro la parata facile di Viruso col piede aperto, non facile ma complicata, Viruso allarga il piede e sarà rimessa. Affaticato, trova Rumpolo che è tutto ancora col 6, c'è largo Cottone che può essere servito, adesso va il 10, punta Ipsale, vuole il movimento dei suoi, vuole inventare, poi gira tutto per affaticato con una buona palla, può cacciare in porta, lo fa, prende in pieno Ipsale. Lucchese va a cercare affaticato, tenta a cercare Rumpolo, il controllo bene, la palla per cercare Lucchese, che ha trovato il partire Lucchese, prende pieno, poi c'è affaticato,
salva Ipsale sulla linea di porta, il gol del 2-0. Si salva il città di Lonforte da questo possibile 2-0. Lucchese ancora passa da Cottone, che va da Virruso. Il controllo del numero 2 gira per Runfolo, vuole puntare Runfolo, passa bene Runfolo, poi calcia in porta a incrociare, tiro fuori. Ipsale, c'è Lungolina, se può essere servito il compagno, vuole puntare contro Lucchese, porta la palla avanti, poi Virruso, solita freddezza, fa scorrere il pallone che la palla va fuori, subito fa la giocata per Cottone, che è dentro affaticato, proiezione di palla contro Ipsale, caricata su Runfolo che la porta con la sola dentro l'area di rigore, fa sbaglia, poi c'è Ipsale che la recupera, ma torna pure Runfolo che la fa sua, protezione di Runfolo, la palla avanti, c'era solo affaticato per essere servito, poi la recuperata dal numero 10, il capitano del città di Lonforte, che gira tutto per il 5, manca Ipsale, tira col mancino, allarga il piede Virruso e manda tutto il calcio d'angolo. Entra Miceli a fare il quinto, palla per lui, gira largo adesso, va ancora da Miceli. Ipsale a tempo e spazio, Miceli va ancora dal 10, controllo difettoso, poi gira bene per Ipsale che calcia di punta allo secondo palo dove si era inserito Ipsale, palla però troppo forte, troppo fuori. Runfolo viene a proiezione del pallone, lascia lì la palla a Lucchese che vuole andare lui, va il 28, annullato però dal 10 sarà solo calcio d'angolo. Runfolo va da affaticato, il controllo del numero 6, gira tutto per Cottone che va ancora da affaticato, c'è largo Runfolo, può essere servito, invece si stacca Lucchese, è servito lui, vuole chiudere l'1-2, non va però Lucchese l'1-2 e gira tutto ancora per Runfolo che va adesso Lungolina a cercare affaticato, il controllo del 6 si porta la palla fuori, sarà solo rimessa laterale per il città di Lonforte, adesso c'è altro cambio, esce di nuovo Ipsale ed entra Miceli. Anticipo di Runfolo, trovato adesso Cottone, sono senza portiere, poi c'è il recupero di Ipsale che lotta con Virruso che porta la palla fuori. Miceli stende col capitano che gira tutto per Ipsale, si passa ancora dal 10 che lascia palla a Miceli che può puntare e poi inventare, c'è da servire il compagno che la mette in mezzo per Ipsale, ci vuole un grande Virruso a negare il gol dell'1-1 sotto porta, si ristende sulla sua destra con una grande parata, salva i suoi, si resta ancora su 1-0. Va Ipsale di punta a incrociare forte, cercare il secondo palo, ci chiamate time out, ne torniamo tra pochi secondi. Si riparte a giocare, finito il time out si riprenderà con possesso palla per i 3M con Virruso con la palla in posizione dal basso. È diventato Palazzot, è riuscito affaticato, fatto prendere il posto del numero 6, adesso Cottone, palla a cercare un po' Palazzotto che gioca di prima per cercare Ricotta,
che vuole andare dentro, ancora il capitano che gira per Rumpolo, che viene a prendere questo pallone, lo protegge, mette il corpo basso, poi passa bene in mezzo al campo, fa spallate, vuole puntare, non passa però su Ipsale, palla subito recuperata, palla girata all'aria ancora da 5, gira subito per il capitano, ancora Ipsale, va lungo linea, palla sporcata, però assistente che viene messo bravo. Ipsale va lungo linea, largo a cercare il 20 che passeggia per inventare qualcosa, adesso parla al capitano che fa ancora da Ipsale, c'è ancora da servire il 20, servito adesso, può inventare, puoi puntare, poi torna dal capitano che la controlla, gira largo per il 5, c'è ancora da servire lungo linea, il compagno, palla dentro, palla non passa, palla i pannelli, lotta, palazzotto, poi la palla esce, non è uscito il direttore di gara, poi la palla va fuori, sarà però palla uscita prima, sarà calcio d'angolo, non so. No, sarà solo rimessa dal fondo. Cottone protegge la palla, poi la manda avanti a cercare Ricotta che si gira, lo fa bene, va ancora Ricotta, ancora Ricotta! Il gol del 2-0, se l'è inventato il numero 27, ha preso palla, si è girato, ha puntato la porta e poi col colpo di esterno la manda all'angolino e 2-0 Trem. Quando mancano ormai 10 minuti ai fini di questa partita si portano in vantaggio di più 2 col gol di Ricotta. Ipsale ancora dal 10 che duetta col 20, il 10 e il 20 ancora da dotare, c'è 10, 20 e 30 adesso che duettano. Miceli largo questa palla, poi nello schema per inserire un compagno, ancora dal capitano che gira tutto per Ipsale, il controllo è suo, poi va ancora il capitano che di tacco passerà Miceli, non riesce a trovare Spocchi, adesso muove la palla più velocemente, va Ipsale, buca dentro, poi da Alessandro che la mette in mezzo per Miceli, perché questo pallone la palla non raggiunge la destinazione, poi la sporcata all'ultimo e strasco lo calciando. Miceli va ancora il numero 30, scambia col capitano che gira tutto per D'Alessandro, la mette in mezzo, c'è l'intervento di Palazzotto e sarà solo rimessa al fondo. Ricotta di prima vuole il passaggio sbagliato, recupera la palla di Ipsale che gira tutto per il compagno, e c'è adesso Ipsale che vuole puntare, sposta palla sul destro, non passa però su Rumpolo e si para davanti, poi lotta senza fallo Rumpolo, sarà solo rimessa bianca. Miceli ancora da Ipsale che l'aggancia, torna dal 30 che gira largo, palla dentro a cercare Ipsale, la controlla, vuole puntare, non passa sull'intervento di Ricotta, la palla è per Rumpolo, c'è Enrico Cottone, Rumpolo sterza, poi lega tutto dal 10 e può puntare contro Ipsale, 10 contro 10, con il movimento Ricotta, si va a vedere accanto a lui Cottone, poi torna da Virruso che alza la testa e torna dal capitano. Ipsale vuole puntare, vuole sfruttare l'errore, ma c'è un'altra volta intervento di Palazzotto in chiusura che si pone davanti ai suoi. Un gioco fermo, non so per quanti c'è, mi sa, gioco fermo per sistemare il terreno di gioco. Miceli gira largo per Ipsale, il controllo del 20, ancora duetto, il 20, il 10 e il 30. Palla larga, bella per Alessandro, chiusa la palla in mezzo, chiusa la palla sotto, forse c'è calcio di rigore, segnato dal direttore di gara, colpo di mano di Palazzotto e qui può cambiare la partita. Non so se Palazzotto l'abbia presa di mano onestamente. Secondo me no, secondo il mio punto di vista non è mai mano, la prende con la pancia più che altro, non mai col braccio. Il direttore di gara però ha visto così
è il calcio di rigore che può cambiare questi 10 minuti finali. Sale contro Virruso, parte il 20 forte, la para Virruso e la manda sulla traversa, si salvano i Trem, si divora il rigore Ipsale, ma c'è la grande parte di Virruso che attualmente è l'MVP. Forte faccia forte il Rumpolo, Miceli, ancora il 32 col 10, chi passa dal 20, si è divolato il rigore poc'anzi, Ipsale poi gira dal 10 che gira ancora dal numero 30. Sempre di 3, 2 Taresso si scambia, c'è da Alessandro Largo, ancora Miceli, poi ancora dal proprio capitano che gira ancora su di lui, Miceli poi poggia ancora da Ipsale che sposta la palla, la perde su Ricotta, ancora Ricotta con la punta, la manda fuori. Lungolinea da Alessandro, si va a vedere Miceli che calcia in porta, poi da lì 2 passi, ancora Viruso che calcia con l'esterno, fuori di un soffio. Da Alessandro va ancora a cercare Ipsale, controllo del numero 20, sterza, va con la punta forte, è murato però da Runfolo, ancora Ipsale passa da Miceli, alza la testa, gira largo, si passa ancora centralmente, si sposta per la crossola, poi Palongolina, palla sbagliata e sta solo rimessa per i Tremme. Virruso chiama Ricotta, va dentro e a cercare l'inserimento di Runfolo, carattere da Alessandro. Ipsale sbagliata, palla per il numero 20 e rimessa regalati, 3 in zona offensiva, sale dall'altra parte Cottone, seguito il numero 10, può calciare in porta, Cottone si allunga la palla in maniera inspiegabile, sbaglia il controllo non da lui e regala palla ai cittadini Lonforte che poi imbastire una trazione offensiva. Mancano 7 e 20 fine della partita. D'Alessandro gira tutto per Ipsale, va lui palla al piede, c'è il taglio profondo da parte di Facciano appena entrato. Ancora si passa dal numero 28 che torna ancora da Ipsale. Ipsale passa con la giocata, poi Virruso ancora esce con i piedi, la fa su e la manda in mezzo centrale. C'è Miceli largo, servito il 30, duetta ancora con il numero 10, ancora i 3 a duettare. Ipsale gioca per D'Alessandro, c'è dentro
solamente Facciano, si passa solo ancora da Miceli, da Ipsale che chiede tutto per Miceli, ancora adesso Facciano, poi all'aggancio, c'è il recupero di Cottone che deve proteggere la palla, poi la manda avanti, c'è il recupero palla bianco e sarà poi rimessa per Ceto di Lonforte. Subito a battere dentro, cercare Miceli che gira tutto per cercare Ipsale che vuole inventare, adesso il che si è divorato il gol del 2-1 da calcio di rigore, palla da Alessandro, però ancora poco movimento in mezz'ala di rigore, ancora Ipsale. Giata di prima la palla passa, poi ancora Miceli lotta, poi steso al calcio di punizione. Andrà da Alessandro sul punto di battuta, c'è largo da servire Ipsale e anche dall'altra parte c'è anche da servire Paolo Ipsale. Alessandro va dentro a cercare il 10 che tira in porta a giro il secondo palo, la palla va fuori mentre tra solo calcio angolo. In mezzo, Ipsale al volo, il russo la fa sua, poi vuole andare a giocare su Cottone che alza a testa il capitano, con i compagni da servire, si è staccato qui Palazzolo che va avanti, il numero 8 va a Palazzotto, porta la palla avanti, palla sotto calcio e porta! Aspetta, a terra non c'è fallo. Rumpolo viene a legare il gioco, fa bene questo lavoro, poi si appoggia da partire Palazzotto che va da Cottone, pressato, ancora Palazzotto, gira per affaticato, rientrato, poi va il 10, va Cottone, sterza, torna saggiamente da Palazzotto che sbaglia però il passaggio, lega la palla a Città di Lonforte che deve accedere l'operazione. Facciano lascia la palla ad Alessandro, è staccato Russo largo, si passa dall'altra parte a cercare Ipsale che controlla con la sola sterza, poi va a servire ancora ad Alessandro. Russo, D'Alessandro, Facciano, ancora Ipsale palla al piede, punta, adesso contro affaticato, Ipsale porta la palla alla terza, non passa, poi c'è Rumpolo che parte contro piede per chiuderla, Rumpolo lascia la palla ad affaticato, e il gol del 3-0 che forse chiude definitivamente la partita, 3-0, grande azione di Rumpolo, affaticato realizza più facile, il gol è sotto porta, 3-0 e forse partita chiusa. Contropiede mortale quello di Trem che hanno scippato la palla in mezzo al campo, poi 4% per andare in area di rigore, passaggio dentro l'area piccola per affaticato, che non può proprio sbagliare, il gol del 3-0 che forse manda in oblio. Manda anzi agli imperi il giocatore del Ceto, manda in paradiso i Trem. Facciano va ad Alessandro, c'è l'operazione di calcio in porta Morato, sarà altra rimessa laterale. Battuta subito a cercare ancora ad Alessandro, trova Russo, si gira calcio in porta debole, poi lì c'è Palazzotto che la controlla, mette calma, fa delle parti di affaticato che perde la palla contro Piazza, ancora affaticato, mette fisico davanti, protegge, poi c'è tanta duelli in mezzo al campo, Russo con l'attacco, gira dietro, ci sarà vantaggio, fallo cumulativo. Russo, D'Alessandro trova Facciano che va adesso da Piazza, contro 27, la mette in mezzo per Russo che calcia e porta Murato, Russo 2 volte e sarà solo fallo in attacco.
Palazzotto va dalle parti di Virruso, il controllo del numero 2, avanti di 3 gol i Trem. Cottone va largo, cerca affaticato, che gioca dalle parti ancora di Palazzotto. Lucchese, ancora Palazzotto, scambia col 28, mettono calma, adesso affaticato. Terza, poi ancora l'arbitro Lucchese che la controlla si inserisce affaticato, la palla è per Palazzotto, ancora Lucchese, gira la palla per affaticato che calcia in porta, dove la grande parata, poi la palla giocata lì da Piazza, deve uscire questa palla poi regalando solamente ad Cottone che la lascia scorrere e può guadagnare secondi i suoi. Lucchese, terza, poi perde un attimo il pallone, arriva lì, accetta che scivola, poi recupera e gira subito questa palla e torna dalle parti di Lucchese. Palazzotto accetta, viene a legare il gioco, va a accettare, da servire dentro affaticato, servito lui, la controlla, poi lascia, palla lì, accetta che si inserisce, accetta, terza, accetta, volata all'ultimo, la palla rimane lì, c'è il grandissimo intervento di Piazza che si è steso per salvare il 4-0, ha salvato un gol. Accetta il controllo delle 22, punta, sposta la palla, calcia in porta, calcio d'angolo. Adesso c'è Miceli in porta, poi anche subito il gol del 3-0, diventano incolpevole, tiro sotto porta senza portiere. Affaticato, sono delle parti di Palazzotto, a scorrere il tempo, mancano 2:30, ancora affaticato. Vuole passare su Piazza, Murato, sarà semplice, rimessa laterale. 2:30 minuti effettivi, ricordo. Faticato, viene a legare il gioco, poi prende fallo da Alessandro, prende una ginocchiata, se fallo del calcio pensione a metà campo. Lucchese va largo da Palazzotto che gira tutto dalle parti di Virruso. Virruso alza la testa, poi manda avanti a cercare questa palla per accettata, palla troppo lunga per lui, palla si spegna sul fondo che andrà a battere Miceli. È solo chiamato il time out, ne torniamo tra pochi secondi. Può ripartire a giocare con il possesso da un porte, è rientrato Miceli con questi minuti finali, è giocato subito la palla centralmente, arriva lì Calvaruso che strappa la palla il 7, punta lui, va Calvaruso, la tutta per Lucchese, c'è la regola Sevilla accetta, ti passa ancora il 7, che la mette in mezzo, è un tiro in porta, quello di Calvaruso, è il gol del 4-0, sorpreso Miceli, 4-0 e partita definitivamente chiusa, ha segnato pure Calvaruso.
Miceli va da Ipsale, ancora Miceli, palla al piede, scambia col 30, duettano, palla un po' larga per lui, palla cash, sta rimessa Tremme che adesso vuole dilagare, questi i minuti finali che mancano, c'è solo Lucchese che gira tutto per Calvaruso per chiudere la partita. Calvaruso 5-0, adesso dilagano i Tremme in questo minuto e mezzo finale che manca, senza partire Leonforte, ne approfittano ed è 5-0, doppietta anche per lui. Entra anche Pilitteri in questo minuto 20 finali che manca, adesso sale punta Pilitteri, poi la palla sporcata del numero 9 e sarà semplice rimessa laterale per i bianchi. Entra anche Nicolosi in questo minuto finale che manca, palla subito ritrovata da Lucchese che gira questa palla subito, palla sporcata, il fine di rimessa laterale. Calvaruso viene a collegare il gioco, poi gira tutto dalle partite affaticato che va da Pilitteri, controllo del 9, sterza, poi gioca in mezzo per Calvaruso che esce con la zona di campo, parte per la piede Calvaruso, punta, sterza, lo fa bene, la palla rimane ancora là, una grande giocata quella di Calvaruso che fa scomparire il pallone nella palla, lascia affaticato, ancora palla su Lucchese, c'è largo ancora Calvaruso che vuole puntare, si è acceso in questi minuti finali Calvaruso, fatto 2 gol in sequenza, adesso fa belle giocate in fiducia. Affaticato, pressato, poi ci gira da Nicolosi che allontana la palla come può, direttamente in rimessa laterale. Ipsale lotta con Lucchese, Lucchese gli strappa il pallone, poi arriva l'Ipsale, lotta ancora Lucchese che spintona, deve proteggere la palla ancora su Lucchese che sale, ruba la palla Lucchese, poi la palla rimane lì, si lotta, arriva pure Calvaruso, ancora Ipsale duella, a mezzo a 3 uomini non c'è fallo, la palla poi raccolta da 20 che gira centralmente, la palla è protetta, si gira dal 5, per la profonda, palla sporcata sempre rimessa laterale. D'Alessandro va a largo e cerca Ipsale, va profondo la palla occupata da Affaticato che la porta con la sola, vuole dribbling che non passa, ancora poi c'è fallo però su Affaticato, mancano 7 secondi. E finisce qua tra 3M e Città di Leonforte e 5-0 è trionfo totale dei Verdi che ascoltano il Leonforte per 5-0, grande partita, grande prestazione di squadra, guadagnano questi 3 punti importanti per la classifica che danno fastidio a Palermo che anche se dovesse vincere da Agrigento non basterebbe, punti importanti per i 3M, veramente una bella partita. Io potete vedere, vi ringrazio, intanto le squadre ringrazio ovviamente tutto il pubblico, ringraziano tutti quelli che ci hanno seguito anche da casa, un bel vedere, io vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi, da parte di Federico Seri è tutto, vi auguro una buon sabato, una buona domenica, noi ci risentiamo il prossimo weekend per altre partite, questa è l'ultima giornata di campionato, vi auguro una buona serata, una buona domenica, vi ringrazio e buona serata.